voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei re, tu sei re. La stella del mattino a rendere Signore, la notte va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò. La notte va a Lui. Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori, tu hai regno ed il potere per sempre. Amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei re, re, tu sei re. Signore, tu sei re, cantiamo stasera a te, perché sappiamo, abbiamo la conoscenza che sei re, abbiamo la conoscenza che sei il nostro Padre, che per il tuo sacrificio, per le tue opere che siamo qui stasera. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. È il Signore, Lui è degno di ogni lode.
La città del nostro Dio è un luogo santo. La gioia della grande Signore, è Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostiamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Sei re. Sei re. Sei re. Grazie Padre, perché sei Re, perché sei grande, per le opere che hai fatto nelle nostre vite. Che il Signore possa darti, Signore, coraggio, Signore, per poter parlare di quello che hai fatto dentro di noi, per poter condividere, Signore, con gli altri, Padre, tutto quello che fai nelle nostre vite. Se abbiamo, Padre, questo regalo prezioso, se abbiamo, Padre, questo privilegio, Signore, prezioso, che è averti, Padre, dentro delle nostre vite, Signore, averti come Signore, averti come Salvatore, Padre, delle nostre vite. Avete, Padre, come il nostro Padre, come il nostro Signore. Padre, capire quão grande è questo amore, Signore, quanto è profondo questo amore. Che il Signore possa darti, Padre, coraggio, Signore, per poter parlare, Signore, del tuo amore, Padre. Per poter, Signore, fare discepoli, Signore. Per poter, Padre, parlare, Signore, delle meraviglie, Signore, che il Signore ha fatto nelle nostre vite, Padre. Grazie, Signore. Cantiamo a Lui. Non c'è nulla che sia pari a te. Non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. Solo con te, Signore. E solo con te sento l'amore che porta la libertà.
presenza tua. Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla che sia pari a te. Non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Sentiamo lui, Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te.
di te, di te. Signore, grazie Padre per questo momento di lode, Signore, grazie perché possiamo cantare a Te, perché possiamo offrirti, Padre, questo momento, perché possiamo cantare a Te, perché possiamo, Signore, avere un culto dedicato a Te, Signore, perché possiamo ogni sabato, Padre, imparare più di Te, perché possiamo, Padre, ogni sabato, ogni domenica, Signore, sentire la Tua voce, Padre, capire un po' di più della Tua parola, Signore, capire di più su quello che hai fatto, Padre, per noi. Signore, ti chiediamo, Padre, che Signore possa, Padre, darci, Signore, più fame, Signore, più sete, Padre, del tuo Spirito Santo, della tua presenza, del tuo amore, Signore. Che possiamo, Padre, creare questa voglia dentro di noi, Signore, di capire più di Te, Signore, di lodare più a Te, Signore, di cantare più a Te, Signore, di avere una vita dedicata più a Te, Signore, di parlare più delle Tue cose, Signore, di sentire di più della tua voce, Padre, che vogliamo avere fame di Te, Signore, sete di Te, Signore. Trasformaci, Padre, rompi, Padre, spezza i nostri cuori, Signore, perché vogliamo, Padre, che non ci sia niente, Padre, di noi stessi dentro di noi, perché vogliamo, Padre, che il nostro cuore sia aperto per Te, Signore, sia aperto per il Tuo Spirito Santo, sia aperto per la Tua presenza, Signore. Trasformaci, Padre. Ti chiediamo che manifesti il Tuo Spirito Santo, la Tua presenza in questo culto, che, Padre, alla fine possiamo uscire da qui, Signore, con più conoscenza della Tua parola, Signore, con più conoscenza del Tuo Spirito, con più conoscenza del Tuo sacrificio, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché sappiamo, Signore, che tutto questo che abbiamo parlato, che abbiamo chiesto, Signore, è adesso con Te, Padre. Grazie, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Molto bene. Ciao a chi non ho visto. Buonasera a tutti. Bene. Oggi finiamo il capitolo 5, ok? Apriamo là le nostre Bibbie. Capitolo 5 di Galati. Leggeremo dal 22 al 26. Però prima di leggere vi lascio già una domanda. Frutto dello Spirito o frutti dello Spirito? Frutti o frutto? Frutto, ok. Tutti dicono frutto? O c'è qualcuno che dice frutti? Frutto? Frutti? Frutto. Amen. 22 dice così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni agli altri. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, che in questo momento la tua parola possa riempire il nostro cuore, attivare qualcosa di nuovo, sbloccare, Signore, qualcosa di cui abbiamo bisogno di sbloccare, affinché possiamo uscire da qui diversamente, Signore, da come siamo entrati. Nel nome santo di Gesù. Amen. Ok, visto che avete quindi risposto frutto dello Spirito, abbiamo letto, e secondo me avete letto proprio prima, no? Che io vi facessi la domanda. E avete visto prima che era frutto dello Spirito. No, non scherzo. Comunque
è una cosa che mi faceva pensare tanto, no? Perché quando ero giovane pensavo fosse proprio frutti, cioè i frutti dello Spirito. Perché? Perché ci sono tantissimi aggettivi qua, no? Abbiamo letto amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E io, cioè, in quel momento, quando ero giovane, pensavo, ma caspita, ma come faccio ad avere tutte queste cose nella mia vita? Se per averne una sola è già così difficile, immagina pure avere tutte queste cose qua. E io pensavo, è impossibile vivere così, è proprio impossibile. Il bello è che quando noi, no, cominciamo a studiare, e soprattutto noi in questi mesi abbiamo visto esattamente quello che l'Apostolo Paolo diceva e soprattutto quello che intendeva e trasmettere ai Galati, abbiamo visto che da noi stessi è veramente impossibile. E quando l'Apostolo Paolo ha iniziato quindi a fare questo discorso qua, vi ricordate che lui ha iniziato parlando di cosa? Delle opere della carne, che appunto sono state le cose che anche Junior ha predicato qui settimana scorsa. E quando l'Apostolo Paolo inizia a parlare quindi di questo frutto dello Spirito, lui porta quindi cosa? Un contrasto. Cioè, da una parte avete vissuto così, adesso che siete dello Spirito dovete vivere così. Ed è molto interessante perché? Perché se da una parte c'è questa vita, diciamo così, caratterizzata da un senso di cui devo sempre fare qualcosa, da questo lato invece io adesso devo farlo, ma non da solo, cioè è lo Spirito che fa tramite me, cioè io che devo essere usato per fare qualcosa, ma innanzitutto è lo Spirito che lavora in me affinché io possa avere tutte queste cose qua nella mia vita, affinché le persone che sono al mio intorno possano appunto vedere quello che Dio sta facendo nella mia vita, perché io dico sempre che il miracolo più grande nella vita di un cristiano è avere la sua vita trasformata affinché tutti quanti vedono veramente in lui, in quel cristiano, che Gesù ha lavorato e che Gesù ha trasformato la vita di quella persona. Questa è la cosa più importante che un cristiano possa avere in vita sua. E perché? Allora, tutti i teologi dicono che l'Apostolo Paolo qua, quando parlava del frutto dello Spirito, lui stava parlando di cosa? Dell'amore. È l'amore, perché è la prima parola che lui usa qua, no? Invece è amore. E dopo ci sono le sue diramazioni, cioè tutte quelle cose che vengono dietro all'amore. Però lui intendeva appunto l'amore. Se magari cerchiamo, no, di capire un po' di più, basta leggere il capitolo 13 di Prima Corinzi, che lui parla appunto dell'amore, la pazienza, l'amore e la speranza. Però il più grande di tutti quanti è l'amore. Quindi l'Apostolo Paolo stava dicendo alla sua Chiesa, ai Galati, che la cosa più importante da seguire e soprattutto avere in mezzo a tutte quelle cose là, il frutto più grande dello Spirito era l'amore. E poi, se noi ci pensiamo bene, quello che l'Apostolo Paolo anche ha detto ai Romani nel capitolo 13, apriamo le nostre Bibbie, è che l'amore è l'adempimento della legge. Capitolo 13, versetto 8. Romani 13, versetto 8. Dice così: non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni agli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come se stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento alla legge. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che quello che ama, quello che ha appunto amore verso il suo prossimo, in nessuna maniera farà il male contro il suo prossimo e in questa maniera adempirà la legge, perché se la legge diceva che non potevano uccidere, che non potevano rubare, che non potevano concupire, quando io amo il mio prossimo, io di certo sto adempiendo la legge. Era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Tornando quindi ai Galati, quando lui ha iniziato a fare questo discorso qua, che ha dato appunto questo contrasto, no? Ha messo lì queste informazioni, ha detto di una vita quindi che portata dalla legge, cioè nel vivere e soprattutto cercando di vivere
nella mia maniera, soprattutto vivere come pensavo io e soprattutto adempiendo la legge, e dall'altra parte questa vita, quindi vivendo per lo Spirito. La vita verso lo Spirito, cioè quella che viviamo nello Spirito, ci porta ad avere questo frutto nello Spirito. Ma cosa vuol dire quindi avere gioia, che è quello che dice là, gioia? È l'amore nella contentezza. Tanti di noi, tante volte, diciamo così, ma come può una persona avere tanta gioia così se sta affrontando tanti problemi in vita sua? È da appunto capire che l'amore che abbiamo e il frutto che viene dietro a questo amore, cioè amare Gesù Cristo, amare il Signore, ci porta a questa contentezza anche se noi abbiamo pochissime cose e noi abbiamo il sorriso in faccia. Tante volte, magari, non so se avete già immaginato e pensato questa cosa, il periodo in cui abbiamo affrontato nella pandemia ci ha fatto capire un paio di cose, no? Nella contentezza. Cos'è la pace? È l'amore in riposo. Cioè, devo avere pace in tutte le cose, cioè riposo la mia pace quando io sto amando. L'altra cosa, la pazienza, è l'amore nell'attesa. Cioè io sto aspettando, cioè sono in attesa, ma comunque è l'amore. Quindi la radice di tutto questo frutto dello Spirito è appunto l'amore. Un'altra cosa, mansuetudine, che non vuol dire essere appunto passivo, però nel momento in cui c'è bisogno di alzarsi in difesa del Vangelo, soprattutto in difesa di una cosa che a noi ci sembra proprio giusto, soprattutto lottare contro una ingiustizia, il cristiano lo fa. Pensate a Gesù Cristo che è entrato dentro il Tempio, ha iniziato a distruggere tutti quelli tavoli delle persone che facevano del commercio, degli scambi all'interno del Tempio, e questa magari non è proprio quella idea che abbiamo di Gesù Cristo, no? Che era quella persona tranquilla, quella persona che era calma, serena, però lui era mansueto. Quando doveva appunto alzarsi in difesa del Vangelo, cioè in difesa di se stesso, del Dio, cioè del suo Padre, lui lo faceva. Poi forse una delle cose più difficili che vediamo qua è autocontrollo. Autocontrollo che deriva, no, dal greco enkrateia, che vuol dire potere su se stesso, cioè potere su noi stessi, decidere quello che noi dobbiamo fare. E forse questa sia la parola, cioè l'aggettivo qua più difficile, giusto? Nel momento in cui stai giocando Free Fire, che il tuo amico fa proprio una cosa sbagliata, ti viene proprio quell'impulso di dire cosa? Bravo fratello, bravo, no. Ti vieni proprio con la voglia di dire c'è un'altra cosa. O magari quelli che hanno appena preso la patente, che stanno proprio guidando e soprattutto sono proprio in mezzo al traffico, ti viene uno che ti chiudi proprio la strada, la prima cosa che ti viene in faccia appunto è dire no, benedetto sia il Signore nella tua vita, giusto? Non lo penso proprio. O magari se sei a scuola che stai giocando contro gli altri ragazzi, lui ti fa un'entrata e la prima cosa che ti viene in testa è prenderlo per la mano e dire va bene fratello, ci siamo? No. O magari anche quella partitina che si gioca di solito, no, tra i fratelli della chiesa. Tante chiese fanno gli sposati contro, sai, i nubili. Cioè, quando ti vieni appunto a quell'entrata, la prima cosa che ti viene in testa è dire una parola di benedizione, giusto? Assolutamente no. Oppure quando la tua amica, quando ti metti proprio, no, quella gonna, oppure non so, quell'abito bellissimo, che ti aspetti appunto che la tua amica ti dica che bella che sei oggi, e lei invece dice ma scusa, non hai proprio lavato i capelli oggi? La prima cosa che ti viene in testa cos'è? Non è proprio grazie sorella, no. Quindi io direi che l'autocontrollo è la cosa più difficile. Però quando noi amiamo, quando noi capiamo che dobbiamo amare il nostro fratello, queste cose diventano più semplici, sono più facili di fare. E forse una delle cose che noi non abbiamo soprattutto capito finora è che c'è una grossa differenza tra frutto dello spirito e dono spirituale.
Che cosa vuol dire? Per tanti anni le chiese, soprattutto noi da cristiani, abbiamo fatto questa confusione. Il dono spirituale è tutta un'altra cosa rispetto al frutto, perché il dono spirituale va a lavorare soprattutto, punta sul fatto che si vede l'esterno, mentre invece il frutto è un qualcosa nel segreto, è un qualcosa della parte interna dell'essere umano. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché i doni sono manifestazioni sovrannaturali per servire la Chiesa. Ad esempio, se una persona, e io credo in queste cose, se una persona ha il dono, magari non so, di essere usato dalla parte del Signore per, non so, consegnare una parola e soprattutto essere di aiuto a un fratello, questo è un dono che questa persona ha ricevuto nella sua vita affinché potesse servire la Chiesa. Il frutto invece è il risultato di una crescita e di una maturità spirituale. Indica esattamente che la vita senza di Lui, la nostra fede diventa arida. È un'altra cosa che il frutto dimostra il carattere di chi serve. E forse questa è una delle parole più difficili che noi dobbiamo ascoltare oggigiorno, no? Il carattere di un essere umano e soprattutto il carattere di un cristiano. Perché? Perché è il frutto che dimostra appunto chi è un vero cristiano. Non sono le manifestazioni sovrannaturali, non sono i doni spirituali che riceviamo, ma è appunto il frutto, cioè la trasformazione, è quello che vi ho detto prima, è esattamente quello che lo Spirito Santo, è quello che Gesù fa nella nostra vita affinché noi potessimo appunto dimostrare che siamo cristiani. E la vita che noi portiamo avanti non è esattamente quello che noi facciamo. Visto già Gesù Cristo quando ha detto no, non sono tutti quelli che dicono Signore, Signore che entreranno nel regno dei cieli, oppure non sono quelli che hanno detto ma Signore nel tuo nome abbiamo fatto dei miracoli, Signore nel tuo nome abbiamo fatto tantissime meraviglie e io dirò in quel giorno appartatenevi da me perché io non vi conosco. Quindi la Chiesa ha fatto appunto questa confusione. Un'altra cosa è che il frutto è un riflesso di una vita trasformata per il Signore. Puoi vedere esattamente che una persona è stata trasformata dal Signore quando ha avuto una conversione. Cioè, io questa settimana ho fatto una domanda a una persona che è qual è il principale punto, cioè la principale cosa che tu vedi una persona che tu puoi dire il regno del Signore è arrivato nella vita di quella persona. È il ravvedimento. Perché il ravvedimento fa portare la persona a un'altra strada, alla vera conversione. Prima, cioè se la persona non fa appunto una conversione, se Gesù Cristo, soprattutto se lo Spirito Santo non ha lavorato nella vita di quella persona, ha avuto soltanto un rimorso, perché continua a sbagliare, a chiedere perdono, ma infatti non è proprio un perdono e non è proprio ravveduta di quello che sta facendo. Il principale, cioè la principale dimostrazione che una persona ha avuto appunto una vita cambiata è quando ha avuto ravvedimento. La seconda cosa è il perdono. Quando io perdono, dimostro appunto che il regno del Signore è arrivato nella mia vita. Perché? Se Gesù ha avuto misericordia verso di me, vuol dire che anche io devo avere misericordia verso il mio fratello. Queste sono le due principali dimostrazioni. E quando noi vediamo esattamente questo, vuol dire che il frutto rivela la parte interna di un cristiano e la sua comunione con lo Spirito Santo. Non importa se io vengo qua in chiesa, parlo in maniera bellissima, faccio determinate cose, ma se arrivo a casa io sto urlando con la mia moglie, io sto urlando col mio fratello, io inizio a litigare con tutti quanti, litigo con il mio vicino di casa, vado a scuola che prendo a pugni il mio compagno. Questo non è vita nello Spirito. Vita nello Spirito è una vita dove noi siamo proprio guidati dallo Spirito e che le cose che noi facciamo sono le dimostrazioni che Dio ha cambiato la nostra vita. Efesini capitolo 4, quando Paolo sta parlando appunto di tutti quelli che un giorno parlavano male, adesso dicono delle bugie, adesso non parlano più. Paolo appunto parla di un cambiamento, di una trasformazione.
Ed è questo che lo Spirito Santo vuole fare, non solo nella mia, ma anche nella vostra vita. È quello che lo Spirito Santo vuole fare nella vita di tutti quanti, è quello che Gesù ha proposto. Quindi il Vangelo propone appunto una vita diversa, una vita di cambiamenti. Ma la bella cosa è che noi non siamo proprio da soli. Vivere nello Spirito è appunto lasciare che Lui possa guidare la nostra vita affinché tutti noi avessimo appunto la condizione di adempiere questa cosa qua che Paolo ci stava proponendo. Una vita piena dello Spirito Santo dimostra profondità e autenticità. Un'altra cosa, una vita piena dello Spirito Santo è segnata sia per il potere, quello di servire la Chiesa, perché tanti di noi a volte pensiamo che, vabbè dai, io arrivo qua in chiesa, avrò una voce bellissima, canterò, farò il mio meglio, tutte le persone alla fine del culto mi diranno, caspita, ma che voce bella che hai, che canzone bella che hai cantato, ma noi a volte non capiamo che queste cose vengono come una responsabilità per la nostra vita, perché la vecchia frase, no, del zio di Spider-Man che diceva, con grandi poteri avrai grandi responsabilità. Col Signore non è diverso. Quando Lui ci dà un dono, cioè ci dà un qualcosa, è perché Lui vuole appunto che noi serviamo la Chiesa. Ed è per questo motivo che ci ha detto. Apriamo le nostre Bibbie, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8. Atti, capitolo 1, versetto 8, dice così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù stava dicendo ai suoi discepoli: rimanete lì a Gerusalemme perché scenderà su di voi lo Spirito Santo e verrà su di voi una potenza. Questa potenza non è soltanto per dire caspita adesso abbiamo lo Spirito Santo, che bello! No, c'era appunto una responsabilità. Qual era? E mi sarete testimoni, che vuol dire dovete soffrire, traducendo, no? Dovete soffrire per il mio nome, dovete essere dei miei discepoli, dovete fare la mia volontà, dovete appunto essere testimoni in Gerusalemme. Quindi inizia così, piccolo, ok, dovete essere solo qua a Gerusalemme. Dopo dovete andare in tutta la Giudea, cioè in tutta la regione. Dopo dovete andare nella Samaria. Non so se vi ricordate la Samaria che era proprio in guerra contro Gerusalemme, perché quando c'è stato quindi Salomone, che era il figlio di Davide, tutto il regno si è diviso. Samaria con le 10 tribù, al nord con la capitale in Samaria, il regno del nord, e al sud la capitale Gerusalemme, con la tribù di Beniamino e di Giuda, ok? Quindi sta parlando di uscire dalla Giudea e andare in Samaria e poi fino all'estremità della terra. Traducendo, ragazzi, voi dovete essere i miei testimoni qua nell'Agape Treviso, dopo dovete andare a Treviso o a Villorba, dopo dovete andare in tutto il Veneto, poi in tutta l'Italia e poi in tutta la terra. Quello che state ricevendo dalla parte del Signore vi sta dando una responsabilità. Ma la cosa bella è che prima di essere appunto così e di diventare delle persone così, dobbiamo avere il frutto dello Spirito nella nostra vita. Dobbiamo dimostrare che la nostra vita è stata cambiata, perché purtroppo l'equazione è stata invertita. Va bene oggi, ad esempio, avere potenza nella mia vita, ma non dimostrare che Gesù ha cambiato la mia vita. Però non è così che l'Apostolo Paolo sta insegnando. Noi dobbiamo dimostrare che la nostra vita è stata cambiata per poi essere usati con la potenza che il Signore ci ha dato. Perché sennò le persone non vedono la trasformazione nella nostra vita. Ed è anche bello quelle persone che un giorno, che non sono nati appunto nella Chiesa, come io non sono nato nella Chiesa,
Diverso ad esempio di mia moglie, che da piccolina era già, sai, che correva qua, che faceva dei... sai, no? No, sei nata nella chiesa, ok. Quindi lei è proprio nata nella chiesa, io no, sono arrivato dopo. Quindi i miei amici che mi vedevano un giorno, che facevano delle, sai, anch'io facevo festa, andavo in discoteca. Però Gesù ha cambiato la mia vita. Il bello è che quando le persone mi vedono, dicono, cazzo, ma veramente no, oggi sei una persona diversa. Ed è quello che Gesù vuole fare nella nostra vita. Ma io, cioè, non dico queste cose, e poi noi capiremo perché Paolo stava dicendo questa cosa qua. Non è appunto per dire, che bello, adesso io, cioè, appunto, sono un riflesso di quello che Gesù ha fatto. No, dobbiamo appunto capire quello che noi siamo stati un giorno, capire cosa Gesù ha fatto nella nostra vita e soprattutto dimostrare attraverso la nostra testimonianza quello che Gesù può fare anche nella vita degli altri. Ma loro vedranno soltanto attraverso il nostro atteggiamento. E questa è la grossa differenza tra doni e frutto dello Spirito. E lui continua nel versetto 23. Contro queste cose non c'è legge. 24. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Cioè, dovete avere coerenza. Se voi state dicendo che vivete per lo Spirito, quindi camminate per lo Spirito. Questa è una parola che forse ve la dico spesso, no? Coerenza. Se io dico che sono cristiano, devo vivere da cristiano. L'Apostolo Paolo gli stava prendendo per l'orecchio dicendo dovete vivere quindi per lo Spirito. E lui finisce dicendo così: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni agli altri. Perché l'Apostolo Paolo quindi stava dicendo questa cosa? Ricordando tutto quello che abbiamo visto, loro vivevano sempre con quel dibattito: ma scusa, io sono più bravo di te perché, cioè, proprio cerco di fare le minime cose nel minimo dettaglio e io sono più bravo di te. Quindi io sono un servo, sono un cristiano molto più bravo di te, perché io non mangio questa cosa qua, io di sabato non faccio proprio niente e io queste cose non le faccio. E quindi l'Apostolo Paolo stava dicendo: non dovete provocarvi a vicenda, soprattutto invidiarvi a vicenda. E questa è una caratteristica dello Spirito Santo nella nostra vita. Perché quando Lui è nella nostra vita, la prima cosa che noi capiamo è che noi non siamo capaci di fare determinate cose. È che noi capiamo esattamente che è Lui che sta lavorando, che è Lui che sta facendo determinate cose nella nostra vita. E quindi noi non abbiamo appunto necessità e soprattutto non siamo in grado di essere delle persone che hanno appunto questa vanagloria. Perché se capisco che è lo Spirito Santo che sta lavorando nella mia vita e che io sono guidato, no, dallo Spirito Santo, vuol dire che non c'è spazio per vanagloria, non c'è spazio per invidia, non c'è spazio quindi per provocare il mio fratello dicendo guarda che io sono più bravo di te, perché tutti noi siamo nella stessa barca, siamo nello stesso, cioè diciamo, problema, però che abbiamo uno stesso capo. Se io e te abbiamo lo stesso spirito, lo stesso sentimento che era anche in Cristo Gesù, capiamo esattamente che è inutile, è anche una mancanza, cioè, di intelligenza, e io dico sempre che una persona intelligente capisce già la situazione subito e non perde tempo con le piccole cose, sai, con quelle cose che non valgono la pena, e va avanti, invece di restare là e puntare il dito e dire guarda ma hai sbagliato, ma è no, noi dobbiamo sì denunciare il peccato, dobbiamo sì, ma quello che si deve. Dobbiamo perdere tempo con quelle piccole cose che non ci portano da nessuna parte. Quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è: ragazzi, svegliatevi,
dovevo magari darvi delle indicazioni molto più profonde e continuo qua a parlarvi ancora di salvezza. Continuo qua a parlarvi ancora di queste cose che la dovete già sapere a memoria. Ma sono qua ancora a parlarvi. Quindi basta con queste invidie, cioè basta con queste provocazioni. Perché se voi capite esattamente che lo Spirito Santo sta lavorando nella vostra vita, non ha senso che restate qua e parlate ancora di queste cose. Portando quindi alla nostra realtà, basta perdere tempo con piccole cose, ragazzi. Se lo Spirito Santo sta lavorando nella nostra vita, e soprattutto se abbiamo questa certezza che è Lui che lavora nella nostra vita e soprattutto che è Lui che ci guida nella direzione giusta, perché devo sempre fare il discorso che sono più bravo del mio fratello perché canto meglio di lui, perché predico meglio di lui, perché faccio queste cose, perché servo meglio di lui, perché sono qua più volte? Basta. È Lui che lo fa. E i meriti sono sempre suoi. Quindi ricordiamoci che una vita piena dello Spirito è proprio il frutto. E vorrei finire qua e anche invitare il Ministero di Lode. Apriamo le nostre Bibbie. Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 8. Dice così: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. La Bibbia sta parlando che noi saremo riconosciuti come discepoli di Gesù nel momento in cui portiamo dei frutti o il frutto. Quindi per essere appunto riconosciuto come discepolo di Gesù, la trasformazione deve essere evidente nella nostra vita. Non è soltanto predicare, suonare bene, cantare bene, ma saremo dei discepoli quando attraverso la nostra vita dimostriamo esattamente, quando c'è questa dimostrazione, che c'è il frutto nella nostra vita. Siamo, come il proprio Gesù qua nel capitolo 15 dice, che siamo le tralce, che siamo attaccate alla vigna. Se noi siamo attaccati a Gesù, daremo dei frutti. Se noi non siamo attaccati a Gesù, non daremo il frutto. Però c'è questo punto. Per essere un discepolo, dobbiamo appunto dimostrare che abbiamo il frutto nella nostra vita. E il frutto che cos'è? Che abbiamo visto? La trasformazione. È la vita cambiata. È una vita diversa. Amen. Mettiamoci in piedi. Così preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, vorrei ringraziarti per questo momento e chiederti, Signore, affinché tu possa veramente continuare, Signore, a trasformare la nostra vita. Io so che tante volte siamo delle persone che insistono tanto, Signore, nell'errore, prima, Signore, di lasciare il controllo di tutta la nostra vita a te e soprattutto sbagliamo tante volte, Signore, di non fidare e soprattutto di consegnare, Signore, la guida della nostra vita nelle tue mani, perché tante volte pensiamo che noi sappiamo meglio di te. Tante volte pensiamo che siamo capaci, Signore, di fare determinate cose senza chiederti esattamente il tuo parere, senza chiederti, Signore, quello che il Signore pensa e soprattutto quello che hai per le nostre vite. Quindi in questo momento volevo chiederti, Signore, scusa e perdono per le volte di cui abbiamo magari camminato e soprattutto cercato, Signore, di vivere una vita mettendo il Signore, proprio accanto a noi.
distante da noi, non proprio come se tu fossi, Signore, veramente il nostro Padre, di cui ogni giorno entriamo nella tua presenza attraverso lo Spirito Santo e chiediamo, Signore, il tuo parere. Sappiamo, Signore, che per essere un discepolo dobbiamo non soltanto dimostrare, Signore, attraverso la potenza che il Signore ha versato su di noi, predicando il tuo Vangelo, sia qua nella Chiesa, al di fuori della Chiesa, nel nostro lavoro, all'università, ma soprattutto dimostrando, Signore, attraverso il frutto dello Spirito nella nostra vita, che siamo i tuoi discepoli. E questo è veramente lo scopo di quello che il Signore aspettava da noi, che fossimo veramente persone che dimostrassero attraverso il frutto che siamo i tuoi discepoli. Quindi continui, Signore, a lavorare nella nostra vita, facci, Signore, delle persone migliori, affinché possiamo, Signore, ogni giorno essere persone migliori e soprattutto che le persone che sono al nostro intorno possano vedere il Vangelo di Cristo Gesù come se fosse veramente anche il loro Vangelo, che volessero appunto avere questa voglia di conoscerti ancora di più, perché vedono nelle nostre vite la trasformazione che il Vangelo ha fatto e le trasformazioni che abbiamo subito, Signore. Nel nome santo di Gesù, così ti chiedo e ti ringrazio. Amen. Cantiamo il nostro Signore. C'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. Sono con te, Signore. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Cantiamo Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Cantiamo non c'è nulla. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. E solo
sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Riempici di te, Signore, che il Signore possa trasformare i nostri cuori, Signore, possa portarci, Signore, il frutto dello Spirito, il tuo amore, Signore, dentro di noi, che questo amore possa fruttificare e trasformare ogni aspetto della nostra vita, Signore. Grazie, Padre, per tutto che hai fatto, grazie per ogni cuore che hai trasformato, Signore. Ti ringraziamo e ti chiediamo, Padre, riempici di te, Signore, riempici del tuo Spirito Santo, riempici della tua gloria, Signore, riempici del tuo amore, Signore. Grazie, Padre. Amen. Abbiamo gli avvisi? Sì? Sì? Potete sedervi. Bene. Beh, di quello che mi ricordo, l'unico avviso che abbiamo oggi è che domani avremo la nostra giornata, no, al lago di Santa Croce,
Quindi abbiamo fatto il sondaggio, no, nel gruppo, per chi ne avesse bisogno magari di un passaggio. Se avete ancora lì da rispondere, riusciamo a sistemare ancora per i passaggi. Ok? Chi va con la sua macchina, o chi viene, no, con la sua macchina e ha dei posti liberi, fateci sapere, perché così possiamo anche organizzarci al meglio. Cose da portare, no? Sapete molto bene, no? Crema solare per chi è un po' bianco come me, perché sennò dopo diventerete come dei gamberi, i rossi proprio. E boraccia, logicamente, no? Per chi ha voglia di bere acqua, un amico, ok? Perché questo sarebbe anche bello. Se avete dei giochi, portare anche su, così possiamo anche divertirci lì insieme. Chitarra, penso che il nostro amico qua, il nostro caro, porterà la sua chitarra, la vostra Bibbia, logicamente, e un tello da picnic, ok? Quello che dovete mangiare, cioè portate anche quello, perché così condivideremo, no, insieme lassù quello che dobbiamo mangiare. Mi sto dimenticando qualcosa? No? Non penso. Bene. Alziamoci in piedi, preghiamo. Oggi non ci saranno i piccoli gruppi, va bene? Quindi preghiamo e possiamo andare a casa. Chi vuole. Amen. Signore, nel nome santo di Gesù, ti ringraziamo per questo culto. Ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza, per lo Spirito Santo, e ribadisco ancora che abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno dello Spirito Santo lavorando nei nostri cuori, lavorando, Signore, affinché noi possiamo essere, Signore, persone diverse. Nel nome santo di Gesù, aiutaci, Signore, durante la nostra settimana, sia nel nostro posto di lavoro che nella nostra famiglia, Signore, nella nostra università o dove saremo noi, che lo Spirito Santo sia presente dentro di noi affinché le persone possano sentire e soprattutto vedere la differenza, Signore, che noi dobbiamo portare in questo mondo. Nel nome santo di Gesù, così ti chiediamo che domani sia una giornata speciale lì al lago di Santa Croce, che sia un momento sì di condivisione della tua parola, affinché possiamo cantare, divertirci insieme, e che il Signore possa veramente essere ingrandito lì in quel posto, che le persone che saranno lì al lago possano veramente vedere che saremo lì per cultuare il Signore, per divertirci, ma soprattutto perché vogliamo, Signore, portare la tua parola ovunque siamo. Nel nome santo di Gesù, che il Signore sia presente con noi, così ti ringraziamo, ti chiediamo. Amen. Peccato in cui amore è così grande, ire di gloria, Gesù è dei re, che scuote tutto il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante, ire di gloria, Gesù è questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pezzi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi io canto di ciò che hai fatto in me.
spazza via la confusione che ci ha reso suoi figli e figlie, ire di gloria. Gesù è il re dei re, che guida il mondo con la giustizia, in cui splendore è come il sole, ire di gloria. Gesù è il re dei re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato ai pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Mettiamo bene. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gesù, io canto Di ciò che hai fatto in me. Ciao, Dio vi benedica.